credevo che toccasse proprio a me, difficile reagire, pensavo di morire, di tempo non ne avevo e pregavo nel Signore che arrivasse un donatore. L'avrei fatto io senza neanche ragionare, moglie amica tua, sia nel bene che nel male. Poi è arrivata lei, un angelo per noi, ha guarito te, ha salvato te. Puoi donare anche tu una parte di te per sperare in un mondo migliore. Non aver paura, sai che c'è chi davvero ha bisogno di te. Cosa aspetti anche tu? Si può fare di più. Lascia aperta la porta del cuore. Cambia la tua vita e quella di chi aspetta pregando Dio che arrivi tu. Adesso ancora di più ho voglia di sognare, giocare coi bambini seduti in riva al mare, andare incontro al vento, stando sotto un acquazzone per sentirmi sgocciolare. E la vita che è così, spesso non la sai apprezzare, e capisci quando poi la tua ruota gira male, ti aggrappi alla speranza, rimanendo nel silenzio, aspettando se puoi donare anche tu una parte di te per sperare in un mondo migliore. Non aver paura, sai che c'è chi davvero ha bisogno di te. Cosa aspetti anche tu? Si può fare di più. Lascia aperta la porta del cuore. Cambia la tua vita e quella di chi aspetta pregando Dio che arrivi.